Due macchine guidate da due ragazzi molto giovani che hanno impegnato entrambe le corsie di un tratto stradale piuttosto frequentato anche all'ora della notte in cui è avvenuta questa gara e che appunto si sono sfidati per diverse centinaia di metri ad altissima velocità. Come nei film, ma non è la 12ª puntata della saga di Fast and Furious, una sfida ad alta velocità fra un 23enne operaio di origini albanesi alla guida dell'auto del padre e invece un impiegato ventenne neopatentato che a volante della sua Golf non ha iniziato certo al meglio la sua carriera di guidatore. Prima di tutto, cosa rischiano? Reclusione da 6 mesi a un anno più una pena pecuniaria che va dai 5.000 ai 20.000 euro, la confisca della macchina e a livello amministrativo la sospensione della patente da 1 anno a 3 anni che al momento è al vaglio della prefettura di Treviso. Il 7 aprile alle 2 del mattino, dopo una serata al bar ad Altivole, i giovani hanno deciso di sfidarsi lungo via Brioni, trasformata in pista per la folle sfida a gran velocità. Occupate entrambe le corsie, viaggiando contromano dopo il via dato da uno starter, a dare il finale con una inchiodata violenta appena prima di finire contro un rallentatore. Noi siamo riusciti a risalire, a trovare questa gara grazie al monitoraggio costante dei social che facciamo. Abbiamo trovato un video che ritraeva la parte iniziale della gara e da lì siamo riusciti a risalire a chi fosse alla guida dei due veicoli. Il contesto della gara è una bravata nata al termine di una serata passata al bar fra amici e lo starter sarebbe un avventore del bar che non ha legami con i due ragazzi che si sono sfidati alla guida dei veicoli. Stiamo cercando di identificare anche lui perché risponderà dello stesso reato commesso da chi era alla guida. I mezzi non sono stati posti sotto sequestro, ma in caso di condanna scatterà la confisca. E i due protagonisti? Hanno compreso di aver commesso una bravata e hanno comunque assicurato che l'episodio non va contestualizzato all'interno di una serie di gare, ma in un episodio di minore attenzione e minore rispetto del prossimo e delle regole del codice della strada. E ci tengo a precisare che i due giovani hanno compreso la gravità del gesto perché appunto avendo interessato un tratto in curva in contromano questa bravata poteva assumere dei contorni molto spiacevoli se non tragici.